Ultimo appuntamento qui alla CNA di Agrigento per parlare della campagna informativa Io non ci casco. Assessore, oggi coinvolgete il mondo dell'imprenditoria, degli artigiani. Ultimo appuntamento con le associazioni di categoria dei pensionati, oggi in CNA, una bellissima presenza di persone, soprattutto di pensionati, che si arricchiranno di questa opportunità e possibilità attraverso il racconto delle forze dell'ordine di evitare l'odioso fenomeno delle truffe di anziani, che è poi l'obiettivo del progetto Io non ci casco. L'assessorato alle politiche sociali però non si ferma qui, faremo un'ultima puntata in occasione delle festività natalizie di Io non ci casco a Natale, perché è un periodo particolare dove ci sono numerosi fenomeni di truffe, e nel teatro Pirantello, nel foyer del teatro, racconteremo anche in questa occasione del Natale il mondo delle truffe per prevenire e per dare delle informazioni utili, e sarà anche un momento di scambi augurali e per augurarci un 2024 diverso, dove speriamo che il progetto Io non ci casco continui e sarà la volta delle istituzioni scolastiche, e quindi ci aspetta un buon e grande lavoro rispetto a questo tema. L'assessorato alle politiche sociali è presente, grazie alla CNA oggi per l'accoglienza che ci fa, e cercheremo di essere sempre attenti e presenti rispetto a questi eventi. Io non ci casco, la campagna del Comune di Agrigento oggi fa tappa proprio qui alla CNA per sensibilizzare gli artigiani agrigentini. Sì, noi siamo onorati oggi di ospitare le forze dell'ordine, di ospitare il comandante dei Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Postale, che istruiranno i nostri pensionati sulle problematiche delle truffe online che spesso avvengono contro i nostri anziani, contro i nostri pensionati. Siamo orgogliosi, dicevo, perché questo progetto finanziato dal Ministero degli Interni fa tappa ad Agrigento, ma nella fattispecie fa tappa ad Agrigento grazie all'assessore alle politiche sociali Marco Vullo, ma viene presentato alla CNA di Agrigento con un parterre di pensionati interessatissimi alla problematica. Noi siamo orgogliosi, dicevo, perché noi rappresentiamo una fetta importante dei pensionati della provincia di Agrigento, e quindi vogliamo dare le giuste direttive per far conoscere quello che può succedere e per evitare appunto che questo possa accadere, per evitare le truffe online, le truffe che in genere avvengono nei confronti dei più fragili, che sono i nostri pensionati. Quindi vogliamo erigere una barriera di protezione a tutela dei nostri pensionati, che sono anche il nostro patrimonio culturale, il patrimonio culturale degli artigiani e degli imprenditori della provincia. Teresa Urso, oggi l'ultima tappa qui ad Agrigento presso la CNA è importante perché si coinvolgono anche i 6 mondi produttivi dell'agrigentino e i pensionati associati alla CNA. Sì, oggi stiamo svolgendo questo incontro con un gruppo di anziani appartenenti alla CNA, il gruppo pensionati CNA, e diciamo che c'è una bella presenza di persone anziane che in questo momento stanno ascoltando un po' quello che succede nel territorio di Agrigento, perché comunque è un fenomeno che continuiamo sempre a dire, a ripetere, diciamo, sembriamo anche ripetitivi quasi quasi, però il fenomeno esiste, soprattutto in questo periodo di Natale in cui ci sono molte spese, spesso si collega su internet per fare acquisti per i regali, c'è la possibilità di incappare in qualche truffa. Il nostro, diciamo che in questi momenti di confronto, di informazione, di scambio di informazioni servono proprio per questo, per poter diciamo mettere in attenzione gli anziani e non solo per questo fenomeno, diciamo, dannoso che procura delle situazioni di particolare disagio negli anziani. E una raccomandazione che facciamo è soprattutto quella che nel caso in cui dovesse succedere che si viene a imbattere in una situazione del genere, quello subito di denunciare, o se si ha la possibilità o di denunciare subito al 112, o altrimenti poter contattare il numero fisso del comune 590 110, dove si può anche avere un momento di confronto con lo psicologo del comune, che sono proprio io.
sono comunque molto soddisfatta, siamo soddisfatti per questo lavoro che si sta facendo capillare grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine e grazie alla collaborazione dei diversi enti che sono vicini, quindi hanno rapporti quotidiani con gli anziani, e perché comunque loro toccano con mano la realtà, diciamo, di solitudine anche spesso che vivono gli anziani.